la richiesta è quella di avere finanziamenti, interventi per completare tutte le opere che sono necessarie per mettere in sicurezza i nostri cittadini che ce lo chiedono costantemente. È la preoccupazione di tutti i cittadini quella che Katia Maccarrone, sindaca di Campo San Piero, esprime al presidente del Veneto Luca Zaia in città per inaugurare 2 macchinari al nosocomio comunale davanti ai colleghi sindaci e a tutte le autorità della zona. Gli argini del Muson questa volta hanno retto alla violenza dell'intenso temporale di lunedì sera. A esondare sono stati alcuni canali della rete consortile, ma il problema evidentemente resta. Abbiamo il problema, si è evidenziato anche in questa ultima occasione in maniera un po' diversa, ma quello che ci preoccupa moltissimo è sempre il Muson dei Sassi. Il Presidente ha detto che effettivamente servirebbero ulteriori risorse per la sistemazione degli argini. Io però poi ho posto anche la questione delle vasche di laminazione, perché la vasca di laminazione realizzata a Riese e Fonte lo è solo per metà e quindi non ha assolutamente la capienza necessaria per metterci in sicurezza. Noi continueremo con le nostre richieste, augurandoci che si riescano a trovare risorse dal livello nazionale. A soffrire altri comuni dell'Alta Padovana. A Onara di Tombolo sono caduti oltre 180 mm d'acqua in poche ore. Il Vandura ha allagato il centro di Fratte di Santa Giustina in Colle. A Villa del Conte sono usciti dagli argini il Piovego e il Tergola. Il comune non era mai stato colpito con tanta violenza, racconta la sindaca Antonella Argenti. A veder distruggere in pochi secondi quello che è stato il lavoro di una vita, scantinati piuttosto che macchine, piuttosto che tutte le cose che ci appartengono, è come vedere un ladro che ti entra in casa e ti porta via quello che hai costruito in tanto tempo, quindi è comprensibile e io su questo sono al fianco di tutti i miei cittadini e delle persone. Non a caso l'altra notte ho vissuto con loro e con la protezione civile e i vigili del fuoco da vicino e li ho aiutati a raccogliere acqua e fango.